Di antichissima fondazione, la pieve di San Tommaso di Colle fu citata per la prima volta nel 1093. L'attuale edificio, invece, è stato progettato nel 1809 da Sebastiano de Boni in stile neoclassico. Il portale d'ingresso, con un piccolo frontone, introduce in un'ampia aula un'unica navata, con 2 cappelle votive. In quella laterale, dedicata a Sant'Antonio da Padova, trova ricetto la pala del patrono, realizzata da Vincenzo Guarana, autore anche dell'affresco sul soffitto della navata, encomiabile per le soluzioni illusionistiche di tradizione tiepolesca. Il battistero del 1590 riporta gli stemmi del vescovo di Ceneda Marcantonio Mocenigo e del pievano Vincenzo Durighello. Le pale del Rosario e della Santissima Trinità, entrambe opere di Francesco Frigimelica, sono ispirate a Palma il Giovane, a conferma del legame artistico intercorso tra i 2 pittori. Fu l'abate Francesco Lucheschi di Colle, cameriere d'onore di Papa Gregorio XVI, a commissionare nel 1836 a Sebastiano Santi l'affresco della Madonna fra i Santi Luigi e Filomena. Sacra conversazione di ascendenza neoclassica in cui i protagonisti appaiono pervasi da nobiltà e sincera spiritualità. Anche per la chiesa di San Martino di Colle, riconosciuta parrocchia nel 1518, l'attestazione più antica risale al 1093. L'attuale edificio, caratterizzato da un elegante porticato rinascimentale che fa eco alla loggia del Sansolvino di Ceneda, è il risultato delle trasformazioni di una precedente fabbrica, di cui rimangono alcuni affreschi di Francesco da Milano, l'acquasantiera a muro e il battistero del 1540. Le pareti laterali del coro sono guarnite di 2 tele novecentesche, simmetriche per l'impostazione piramidale delle figure. Da sempre caro alla pietà dei fedeli, il piccolo oratorio di Santa Maria della Salute di Mescolino appare per la prima volta in un documento del 1407. A partire dal 1551 la chiesetta appartiene alla giurisdizione della comunità di San Martino, che la restaurò nel 1710 grazie alla carità di Don Antonio Bonaldi.